A Venezia, nei primi anni dell'Ottocento, viveva un uomo forte e gigantesco che suonava le campane di San Marco. Era alto più di 2 metri, una figura che non passava inosservata nella città lagunare. Un giorno, un professore appassionato di anatomia lo notò uscendo dalla messa e gli fece una proposta inquietante. «Ti pago subito se, quando morirai, mi lasci il tuo scheletro per la mia collezione. In mano ti metto una campanella». Il campanaro accettò, convinto che sarebbe vissuto più a lungo del vecchio scienziato. Ma non aveva considerato la sua debolezza per il vino. Pochi mesi dopo morì proprio in un'osteria, ubriaco, seduto al tavolo. Il professore mantenne l'accordo, mise lo scheletro in una teca con la campanella in mano e lo donò al Museo di Storia Naturale di Venezia. La leggenda dice che, poco prima della mezzanotte, lo spirito del campanaro si risveglia, sale sul campanile di San Marco, suona i 12 rintocchi alla marangona e poi scende barcollando per le calli, brandendo la campanella, chiedendo l'elemosina per riacquistare se stesso.